Si erano lasciati così lo scorso giugno. Giampaolo Gobbo consegnava le chiavi della sede della Liga Veneta al neoeletto segretario nazionale Flavio Tosi. L'auspicio era quello di ricucire le fratture interne al partito, con l'obiettivo primario di ristabilire l'unità nel Carroccio Veneto. Era stato il duello Tosi-Bitonci a far vedere come in regione le diversità di opinione non erano state superate. E a 4 mesi dal congresso le dimissioni di Sandro Sandri sono la riprova che le spaccature all'interno della Lega continuano ad esserci, un segnale di allarme che dimostra come il partito sia ancora diviso, nonostante si cerchi di riportare il carroccio lungo un unico binario. Dopo il congresso non ci sono ancora chiuse le ferite, ci sono ancora delle anomalie che dovranno essere superate. E dai nuovi segretari arriva la linea da seguire, un manifesto unico, chi ci sta è ben accolto, gli altri liberi di andarsene. Oggi bisogna consolidarsi all'interno del nostro movimento perché è stato detto chiaro, questa è la linea e bisogna riconoscersi. Chi vuole lavorare per questa linea è benvenuto, gli altri ovviamente non sono obbligati a restarci. E da Giampaolo Gobbo, in questo clima di tensione all'interno del movimento, arriva l'apprezzamento per il partito veneto con Tosi, Cacciari, Variati ed altri, proposto da Giancarlo Galan. È nella logica comunque della superregione economica Padania che noi da sempre diciamo, cioè al di là ovviamente delle bandiere di destra, di sinistra, di centro, deve esserci una volontà per poter fare squadra.